Ciao cari amiche, questa sera vi ripropongo la ricetta della piadina perché adesso che siamo così tanti, in tanti non l'avrete vista, quindi ve la ripubblico, è facile, veloce e i romagnoli mi scuseranno, ma a me piace tantissimo fatta così anche perché viene tutta sfogliata. Quindi guardatevi il video e buon appetito! Fatemi sapere se la fate, mi raccomando! Ciao a tutti, questa sera facciamo una ricettina facile, veloce, piadina. 4 ingredienti e una forchetta. Seguitemi. 400 g di farina, 200 g di acqua tiepida, 30 g di olio, 5 g di sale e la forchetta. Mettiamo nella farina il sale, poi mettiamo l'olio e infine l'acqua e mescoliamo. Eccolo qua. Eccolo qua, il panetto è pronto, non appiccica. Adesso lo lasciamo riposare per mezz'ora, coperto, così, semplicemente. Adesso siamo pronti per stenderle e fare la sfogliatura. Seguitemi. Prendiamo un po' d'olio e lo spennelliamo su tutta la superficie. Ok, adesso la rotoliamo. La rotoliamo così e facciamo un piccolo salsicciotto. Ok, e poi la giriamo su se stessa. E la facciamo riposare. Adesso è il momento di stenderle e cuocerle. Vediamo un po'. Vedete, si sono formate le bolle. Adesso devo dire che tra pochissimo la giro. Eccomi con la piadina. Adesso facciamo la prova assaggio. Sentite come croscia. Eccola qua. Guardate dentro come bella sfogliata. È buonissima, facilissima e veloce. Provatela e fatemi sapere.